Tra Natale e Capodanno, tra torroni e panettoni, e ancora e sempre tempo di futsal. A tutti gli amici, a tutti gli appassionati, a tutti coloro che amano alla follia questo sport, buonasera da Antonio Iozzo e benvenuti alla Dispoli. Questo è il Palasorbo, questa è Roma CDM, la sfida che apre il 13° turno della Serie A Quinto. L'inno della Roma in sottofondo, noi entriamo ancora di più in clima partita, andando a scoprire le scelte dei due allenatori e i quintetti di partenza. Roma 1927 con Sarmiento tra i pali, in mezzo al campo di Eugenio, Cutruneo, Isgro e Fortino. A disposizione di Fabrizio Reali anche Ceccarelli, Cutrupi, Michele, Ricardinho, Avellino, Piscossi e Rinaldi. Risponde la CDM Futsal con Politano tra i pali, in mezzo al campo Boaventura, Murillo, Guga e Ricci. A disposizione di Ugo De Jesus anche Spadafora, Butabuzzi, Da Silva, Baklanov, Ugas, Scavino e Di Tomaso. Due assenze pesantissime entrambe per squalifica. Sono out infatti Capitano Ortisi e Maltauro. A dirigere l'incontro Martina Piccolo di Padova e Alessandro Soligo di Castelfranco Veneto. Al cronometro Giovanni Zannola di Ostia Lido. Il nostro quintetto di partenza Sarmiento il Tornani, Eugenio, Isiro, Cuduneo e il capitano Fortino. Forza ragazzi, forza Roma! Splendida l'atmosfera qui al Palasorbo della Dispoli, sta per iniziare il match, sarà la Roma a dare il via a questo incontro. Si caricano i giocatori in campo, Fortino sarà lui a toccare il primo pallone di questo match. Roma che attaccherà da sinistra verso destra dei vostri schermi, Roma con il classico completo casalingo, CDM invece in completo verde. Tutto pronto qui alla Dispoli, si comincia con Fortino che tocca verso Cutruneo, poi di Eugenio, Fortino di prima, recupera Murillo, il grande ex, si distende la CDM con Ricci sulla destra, doppio passo, poi chiusura di Eugenio, rimessa laterale per la CDM che prova a partire forte, ha bisogno di punti la formazione ligure. Boaventura appena tornato alla CDM, non è stato neanche annunciato ma viene schierato immediatamente titolare. Guga se ne va, giocata Sarmiento in calcio d'angolo, la prima chance del match, occasione per la squadra di De Jesus con questa conclusione sventata da Sarmiento. Ancora CDM che prova con Boaventura che non trova Murillo, allora rimessa dal fondo per una Roma che ha rischiato nei primi secondi del match, salvata dal solito immenso Sarmiento. Isgro, Fortino di prima per Cutruneo, pallone troppo lungo, controlla la traiettoria Politano, sarà rimessa dal fondo per la squadra di Ugo De Jesus, ultima in classifica con appena 6 punti conquistati. Ricci salta Fortino, termina a terra, secondo il direttore di gara non c'è nulla, ci sarà la rimessa laterale a favore dei giallorossi con Cutruneo sul punto di battuta. Di Eugenio, Isgro sulla linea del centrocampo, Fortino di prima, Di Eugenio riceve e allarga per Cutruneo, Isgro in avanti per Fortino che termina a terra dopo il contatto con Boaventura, non protesta il 20 di Reali, possesso CDM con Murillo, grande ex del match, come detto Guga, all'indietro Boaventura, allarga per Murillo, lo fa in maniera ottima e allora CDM con personalità qui alla Dispoli.
la nuova casa, almeno per il momento, della Roma 1927 Futsal. Seconda gara dei giallorossi qui alla Dispoli. Nella prima è arrivato il successo in rimonta contro il Capurso, 2-1 sofferto nel finale con la rete decisiva di Christopher Cutrupi dopo il pareggio di Cutruneo. Isgro scucchiaia la testa di Ricci, che poi prova a ripartire, rischia, aggredito, attenzione Fortino davanti a Politano, lo salta Fortino, Politano rimedia e salva la CDM. Rivediamo la grande chance per la Roma con Fortino che va via, poi si tuffa e salva Politano. Prima chance anche per la Roma, un'occasione a testa, ma si resta sullo 0-0 dopo 1 minuto e 48 secondi qui al Palasorbo. Fortino con il mancino, pallone deviato da Boaventura che poi carica i compagni. Insiste la Roma che dopo il brivido iniziale ha sfiorato il vantaggio con il suo capitano Rodolfo Fortino, 5 gol in campionato. Tocca Ricci, ancora Roma che adesso prova ad alzare i giri del suo motore. Di Eugenio in avanti, Fortino a terra, non c'è nulla, si prosegue. Guga, Ricci malinteso e allora possesso Roma, mentre protesta la panchina guidata da Fabrizio Reali per un presunto fallo precedente su Fortino. Ancora nessuna scorrettezza segnalata dai direttori di gara, mentre attacca la Roma con questo mancino di Cutruneo. C'è stata una deviazione, ci sarà calcio d'angolo. Di Eugenio, sarà lui a battere. Fortino, mancino al volo, porta non trovata dal 20. Miglior marcatore di una Roma che fatica a segnare, terzo peggior attacco del campionato con 25 gol. Il peggior attacco è quello della CDM, appena 21 centri per i ragazzi di De Jesus, che hanno sempre offerto ottime prestazioni ma faticano a trovare la via della rete. Adesso l'ottimo recupero, ripartenza con Ricci sul secondo palo, Fortino, immenso Rodolfo Fortino, decisivo anche in fase di non possesso. Ancora CDM però con Murilo, Guga centralmente il 20 con l'esterno per Murilo, ancora Guga, conclusione facile per Sarmiento che la blocca e allora Isgro supera il centrocampo. Isgro vuole accendersi, Isgro con il destro sbatte sull'ex compagno Murilo e allora rimessa laterale. Calcio d'angolo, scusate, per la Roma 1927 Futsal, reduce da 4 risultati utili di fila, 3 vittorie e un pareggio, quello maturato sul campo del Genzano nell'ultimo match in diretta su Sky, 2-2 al Pala Cesaroni, in un match che ha visto Sarmiento premiato come MVP. Roma che ha già staccato il pass per la Final 8 di Coppa Italia, ma vuole provare a chiudere il girone di andata tra le prime 4. Questo è l'obiettivo indicato da Fabrizio Reali. Ma torniamo in cronaca per seguire l'azione della CDM con Ricci di prima. Avellino tocca e mette in fallo laterale. 3 primi, 25 secondi sul cronometro di un primo tempo inchiodato sullo 0-0, ma con già un paio di occasioni importanti. Biscossi, Avellino, Biscossi, Riccardinho sulla destra, si accentra Avellino, pallone per Cutrupi, buono il controllo, poi la perde Cutrupi, Boaventura deve perfezionare il disimpegno, trova Murilo che poi va da Ricci. Con calma e anche con buone doti tecniche la squadra di Hugo De Jesus, ultima con 6 punti, appena un successo in campionato, tra l'altro in trasferta sul campo della Came, 2-1 in rimonta, vittoria arrivata il 1° novembre. Riccardinho, Biscossi, Riccardinho,
Avellino sulla destra, Avellino a terra, non c'è nulla, sarà possesso CDM. Da Silva, un po' isolato, vuole fare tutto da solo, poi tocca male per Murillo, chiede scusa il numero 11, rimessa laterale per la Roma al quinto del primo tempo. Ricardinho, Avellino, Biscossi, cambio di lato, Cutrupi nel cerchio di centrocampo, Avellino imposta a lui, Ricardinho riceve sulla destra, può puntare, si accentra ancora il 14 per Avellino, per Cutrupi, con calma la Roma, Biscossi, ancora il 24 per Avellino, senza fretta la squadra di Reali, Biscossi su di lui Da Silva, bel duello, fischia Martina Piccolo e allora calcio di punizione per la Roma, primo fallo del match segnalato da Martina Piccolo, protagonista anche nelle Filippine nel primo storico mondiale femminile di futsal, mondiale che ha visto il trionfo del Brasile 3-0 nella finale con il Portogallo, un dominio assoluto per la formazione verde-oro. Murillo, Da Silva, Murillo, Boaventura, Butabuzzi, Murillo si perde il pallone, allora ripartenza Roma con Biscossi, Ricardinho con il mancino in mezzo deviato, attento Politano che blocca la sfera anticipando il possibile tocco di Biscossi. Da Silva perde il pallone, lo recupera Butabuzzi sul tocco non preciso di Avellino. Butabuzzi, Da Silva, Butabuzzi prova il 10, giocata, circondato, fermato con un fallo secondo il direttore di gara, protesta la panchina della Roma, Avellino dice di aver toccato il pallone, primo fallo anche per la Roma e allora parità assoluta nel punteggio 0-0 nei falli 1-1, equilibrio al Palasorbo di Ladispoli quando se ne sono andati i primi 6 minuti di questa 13ª giornata di campionato, la terzultima del girone di andata. Rivediamo l'ultimo episodio, molto dubbio, tant'è, calcio di punizione per la CDM Futsal, buona chance per la squadra ospite con Da Silva sul punto di battuta, anche Boaventura nei pressi del pallone. Sarmiento ha sistemato la barriera, fischia il direttore di gara, Da Silva per Boaventura che sbatte sul palo, grande chance per la CDM, a un passo dal vantaggio la squadra di Hugo De Jesus con questo palo colpito da Boaventura. Rivediamo lo schema, Da Silva per Boaventura, destro che sbatte sul palo, occasione CDM. Prova a rispondere la Roma, Cutruneo in mezzo, Butabuzzi a toccare la sfera. Avellino, specialista delle palle inattive, pronto il 18 per Fortino, lo schema funziona ma il pallone termina alto sopra la traversa. Ha tentato il colpo a effetto Robocop Fortino a caccia del sesto gol in campionato, lui che rappresenta il miglior marcatore della Roma, una squadra che fatica a segnare, come fatica a segnare la CDM che oggi deve rinunciare anche al suo bomber, il capitano Ortisi, squalificato come Maltauro. 8 gol per lui, 8 su 21, più di un terzo della produzione offensiva dei ragazzi di Hugo De Jesus. Politano con i piedi, Politano in avanti, la giocata di Baklanov, nazionale lettone. Adesso Da Silva si accentra, mancino, deviato, calcio d'angolo, dicevamo di Baklanov, 2 gol per lui, protagonista con la nazionale lettone allenata da Bellarte, ex CT dell'Italia. Butabuzzi intanto per questo calcio d'angolo, Da Silva con la potenza, manca la precisione. CDM comunque che sta facendo una bellissima figura, almeno in questi primi minuti.
reduce da 4 sconfitte di fila, ultima in classifica. La squadra ligure cerca la scossa in questa ultima giornata del 2025. Pallone in avanti, Boaventura, la chiusura, Boaventura rischia, perde il pallone, Fortino per la giocata e il gol della Roma che passa avanti con la firma di Michel. 1-0, si sblocca il match. Avanti la squadra di casa, Michel ha fatto tutto alla grande sull'assist di Fortino. Fortino per Michel, dribbling con la suola, Politano saltato e poi pallone in rete per il vantaggio giallorosso sull'errore sanguinoso di Boaventura. Vediamo la reazione della CDM che qui rischia ancora con Ugas, poi Politano, Da Silva, lo spunto del numero 11, raddoppiato ancora Da Silva, alla fine arginato dall'altro numero 11, colui che sta decidendo il match, Michel, che ha fatto vedere la sua qualità tecnica, il talentino spagnolo che ha stappato il match del Palasorbo. Butabuzzi, Ugas, Baklanov, Butabuzzi, il numero 10 sulla sinistra, cambio di lato, Ugas, la porta rischia sulla pressione di Michel, Baklanov, Butabuzzi, tocco di ritorno, Baklanov con la suola, Butabuzzi, murato da Sarmiento. Riparte poi Cutruneo che si allunga troppo il pallone, chance importante per la CDM, un rimpallo aveva favorito la conclusione del 10, eccolo Butabuzzi fermato da Sarmiento che anche qui fa vedere tutto il suo valore, un fattore Nicolas Sarmiento che nel 2-2 dell'Eco City è stato premiato come migliore in campo. Rivediamo il destro di Butabuzzi, chiude lo specchio Sarmiento che preserva l'1-0 giallorosso. Sarmiento per Fortino, contenuto da Baklanov, Butabuzzi nel cerchio di centrocampo, prova il 10, Baklanov, Butabuzzi con l'esterno, pallone intercettato da Biscossi. La porta il 24, Fortino, finta il mancino, ancora Fortino, all'indietro Avellino, imposta lui, a destra per Biscossi, con calma la Roma che ha sbloccato il match qualche istante fa. Fortino, suolata, ha capito e ha chiuso Baklanov, rimessa laterale a 10:56 dall'intervallo, con la Roma avanti 1-0. Un palo per la CDM sugli sviluppi di un calcio di punizione. Boaventura ha colpito il legno, è stato lo stesso Boaventura a commettere l'errore da cui è nato il vantaggio giallorosso. Adesso Ugas fermato da Avellino, Avellino davanti a Politano, in mezzo per Biscossi che a porta vuota deve solo spingere in rete. Terzo gol in campionato per Matteo Biscossi, il raddoppio della Roma, 2-0 al 10° del primo tempo. Time out chiamato da Hugo De Jesus che vuole provare a riordinare le idee dopo l'1-2 micidiale della Roma firmato da Michel e Biscossi.
sotto di 2 gol la CDM, punita dalla Roma, molto cinica oggi la squadra di Reali. Butabuzzi, Murillo, Butabuzzi, la porta il 10, frenata, pallone in profondità, poi la rimessa laterale per la Roma. Un po' di nervosismo in campo, qualche scintilla, nulla di grave. 10:09 all'intervallo, siamo vicinissimi alla metà del primo tempo. Il direttore di gara richiama Biscossi e Butabuzzi, che si danno il 5, anzi no, adesso sì, forse no, no. Qualche scintilla in mezzo al campo. Cutrupi, la porta il 10, Avellino, autore dell'assist per il 2-0, facile facile di Biscossi. Lancio lungo, Biscossi, Politano però esce al limite della sua area di rigore, blocca il pallone, servendo poi Murillo che va da Butabuzzi, da Silva, Ugas con l'esterno per Butabuzzi che si lamenta con il compagno di squadra, rimessa laterale per la Roma. Fuori Biscossi, torna sul rettangolo di gioco Isgro. Cutrupi, Isgro, giocata, se ne va Isgro in mezzo, Politano chiude, era appostato sul secondo palo Ceccarelli. Roma pericolosa, vuole scappare via la squadra di Reali. Cutrupi, Isgro, punta ancora, Isgro, giocata, Isgro, se ne va, Politano a dire di no. Si sta accendendo il talento di Antonino Isgro. Pallone in mezzo, Cutrupi. Il suo tocco non trova lo specchio, conclusione complicata, sarà rimessa dal fondo per la CDM che adesso ha una montagna da scalare per evitare la quinta sconfitta di fila. Ricci, adesso Boaventura servito da Ugas. Murillo, prova il capitano della CDM che allarga sulla destra. Boaventura, male per Murillo e allora possesso per i giallorossi. Manca il pallone, dice Cutrupi, e allora bisogna attendere qualche istante. Pallone trovato e allora Cutrupi per Isgro, suolata, Cutrupi, è partito di Eugenio, lancio troppo alto, rimessa laterale per la CDM. Cutrupi lascia il campo, al suo posto Cutruneo, uno dei giovani più interessanti, classe 2006, personalità, qualità, corsa, una bella sorpresa Ivan Cutruneo anche nel giro della nazionale azzurra. Il 26 che adesso riceve, prova a sgasare, rischia, perde il pallone, si lamenta Boaventura, si prosegue con Isgro che cerca Ceccarelli. A proposito di giovani con personalità, Isgro vuole puntare, le finte, Isgro col destro, Politano alza sopra la traversa. Calcio d'angolo per una Roma che in questo momento sembra in totale controllo del match. Rivediamo la giocata di Isgro, sempre elettrico il talentino siciliano. Fortino per Cutruneo con il mancino, occasione gigantesca per la Roma. Si dispera Cutruneo che qui ha sfiorato il 3-0, ci ripensa il 26. Sarà rimessa dal fondo. Murillo, Boaventura, pallone sulla destra, la pressione di Isgro, saltato da Guga che poi perde il pallone. Di Eugenio si prende anche il calcio di punizione. Terzo fallo della CDM, a quota 1 la Roma che è avanti 2-0 in questo match che apre il 13° turno.
Isgro, Fortino, Cutruneo, Di Eugenio. Fortino, Murillo male, Di Eugenio si prende il fallo laterale. Isgro si accentra, calcia con il destro, palla fuori di poco, rimessa dal fondo. Politano con le mani per Boaventura, Murillo, Boaventura, Ricci, Boaventura, Ricci, Murillo, Boaventura, Murillo, fermato da Isgro che recupera il pallone. Di Eugenio, Isgro, Cutruneo, con calma la squadra di Reali. Isgro contro Murillo, profondità, Fortino di nuovo per Isgro, tocco impreciso, ringrazia comunque Isgro, rimessa laterale per la CDM. Politano aggredito, spazza via tra le braccia di Sarmiento e allora ancora Roma con Isgro, vuole puntare 1 contro 1 con Murillo, a terra Isgro, calcio di punizione. Si lamenta Murillo che dice di non aver fatto nulla, la pensa diversamente Martina Piccolo che assegna il calcio di punizione, quarto fallo della CDM a 6:42 dall'intervallo, con la Roma avanti 2-0. Michel e Viscossi per questo doppio vantaggio dei padroni di casa. Avellino, Fortino con il mancino, chiede una deviazione che c'è stata, calcio d'angolo, ancora pericolosa la Roma con il mancino sempre molto educato di Fortino, che ha trovato però l'attenta risposta di Politano che prova a tenere a galla la CDM. Che ha disputato l'ultima partita il 5 dicembre, poi il turno di riposo previsto dal calendario e poi la sosta per l'impegno della nazionale italiana che ha giocato contro la Finlandia, l'ultimo impegno prima del mondiale, 1-1 al Palacesaroni. Avellino in mezzo forte, Murillo allontana, ancora Roma con insistenza il 3-0. Da qualche minuto la CDM non riesce più a uscire dalla sua metà campo, anche adesso tante difficoltà nella gestione del pallone. Arriva però il fischio del direttore di gara, terzo fallo della Roma. CDM con Ricci che disorienta Avellino, giocata del 44, Ricci steso da Riccardigno, grande spunto del 44 che qui ha seminato il panico tra i difensori avversari, conquistando un buon calcio di punizione che riporta in parità la situazione dei falli, 4-4 quando mancano poco più di 6 minuti al termine di un primo tempo che vede la Roma sul doppio vantaggio qui alla Pala Sorbo di Ladispoli, la nuova casa provvisoria della Roma 1927, alla sua seconda gara in questo palazzetto. Nella prima il successo per 2-1 contro il Capurso. Guga si allontana, Boaventura allora che ha già colpito un palo, Boaventura con la potenza, manca la precisione, sarà rimessa dal fondo. Sarmiento con le mani, Avellino, Cutruppi la porta a spasso, poi la lancia nel vuoto, Politano con i piedi, Ricci aggredito, Boaventura, Ricci prova il 44, Murillo, Ricci ancora, giocata, ha saltato Cutruppi, Ricci se ne va, Ricci calcia in estirada Avellino a dire di no. Il più vivo della CDM, Ricci, un paio di spunti notevoli del 44, Murillo fermato, Cutruppi riparte,
Ricardinho sulla destra con calma il 14 che può puntare Guga, cambia idea Avellino. Michel, l'uomo che ha sbloccato il match. Avellino, ancora Michel, Boaventura risolve la situazione, poi Murillo aggredito, Ricci prestato anche lui, se la cava Boaventura, Guga contro Michel, Guga rischia, Michel riparte, Michel va via, Michel per Cutrupi, Michel sull'esterno della rete, ha mancato la doppietta e il gol del 3-0 dopo uno scambio favoloso con Cutrupi, molto altruista qui il 10 che avrebbe anche potuto calciare. Michel poi non ha trovato la porta, sarebbe stato un gol bellissimo, si resta invece sul 2-0 con la Roma che però continua a macinare gioco. Cutrupi, Avellino cerca la porta, aveva visto Politano fuori dai pali, ha cercato il gol della giornata. Murillo, Boaventura, Murillo, Baklanov, Da Silva, ancora Baklanov sulla destra, controlla male, rimessa laterale per la Roma. Prima però ci sarà il time out chiesto da Fabrizio Reali. Terminato anche il secondo time out del primo tempo, dritti fino all'intervallo, poco più di 4 minuti da giocare. Possesso Roma, Ricardinho, Avellino, Biscossi, autore del 2-0. Ricardinho, Biscossi, Cutrupi, ancora per Biscossi che carica il destro, lo prova, Politano in due tempi sulla conclusione molto interessante di Matteo Biscossi, autore di un gol fantastico contro le Cositi nel 2-2 del Pala Cesaroni. Butabuzzi a terra ma non c'è nulla, c'è comunque il possesso della CDM con Boaventura. Butabuzzi aggredito, fermato Da Silva, punta Da Silva, allarga sulla sinistra, Boaventura, doppio passo, chiusura di Ricardinho in fallo laterale. Boaventura, Butabuzzi, Da Silva, Boaventura, Da Silva. Si alza la Roma a pressare, Da Silva nella sua area di rigore, Boaventura male, Avellino rischia, perde il pallone, Da Silva però non riesce a involarsi verso la porta. Sarmiento, sarebbe stato un 2-0, ha protestato la Roma per un presunto tocco con il braccio, mentre rivediamo la precedente conclusione di Biscossi. Attento Politano, rimessa laterale per i giallorossi con Biscossi. Isgro, Cutrupi sulla destra, avanza il 10 che vuole puntare Boaventura, poi va a sinistra da Isgro, di nuovo Cutrupi, Isgro per Cutrupi, Politano la blocca al limite dell'area di rigore. Da Silva, Butabuzzi, scucchiaia, Da Silva, rimessa laterale per la Roma.
Avellino per Sarmiento. Il portierone argentino esce dalla sua area, poi serve con precisione Isgro che punta Butabuzzi, tocca all'indietro per Avellino. Isgro ancora, centralmente Cutruneo, si fa vedere con calma adesso la Roma che gestisce. Biscossi, l'errore, Butabuzzi per Baglanov, anticipato da Sarmiento. Boaventura, Butabuzzi, Boaventura, Baklanov, Boaventura, meno di 2 minuti all'intervallo. Da Silva sulla destra, Boaventura, Da Silva contro Isgro, il numero 11, le finte, ancora Da Silva con calma, cambio di lato, Butabuzzi, di fronte a lui Fortino, Butabuzzi, ancora il 10 che si accentra, Butabuzzi, Boaventura, Da Silva, Boaventura, non affonda la CDM, Butabuzzi, ancora il 10, Da Silva, fermato da Avellino, poi Isgro, giocata, lampo di Isgro, Isgro con la suola, Isgro, ancora il 7 che poi si perde la sfera, il rammarico del talento siciliano. Siamo entrati intanto nell'ultimo minuto, recupera la Roma, Fortino, Isgro, potrebbe puntare Boaventura, Isgro, duello, Isgro, doppio passo, giocata, Isgro calcia, esterno della rete, sempre pericolosissimo nell'uno contro uno, Antonino Isgro, Butabuzzi, Baklanov, 30 secondi allo scadere, Da Silva contro 2, campo finito, rimessa laterale per la Roma. Batterà Avellino che potrebbe servire Sarmiento che si è allargato sulla destra, riceve il portiere giallorosso che avanza, poi Fortino di prima, Avellino, profondità per Cutruneo, Butabuzzi in calcio d'angolo a 19 secondi dalla fine di questa prima frazione. Ultime emozioni al Palasorbo, vediamo se la Roma riesce ad allungare ulteriormente con questo calcio d'angolo. Avellino in mezzo, deviazione, pallone che si spegne in fallo laterale. Altri 5 secondi se ne sono andati, ne mancano 14 all'intervallo. Possesso Roma. Isgro sul punto di battuta, Avellino con calma, non pressa la CDM, allora Cutruneo sulla destra, si accentra, Isgro contro Da Silva, Isgro se ne va, Isgro termina a terra, non c'è nulla, ci sarà la rimessa dal fondo, Politano con le mani per Da Silva, arriva la sirena, finisce qui al Palasorbo di Ladispoli la prima frazione, Roma avanti 2-0 sulla CDM Futsal, decidono i gol di Michele e Biscossi. Noi ci sentiamo tra qualche minuto, io vi lascio agli highlights di questi primi 20 minuti di gara.
Di nuovo in diretta dal Palasorbo di Ladispoli per il secondo tempo di Roma CDM. Sarà la squadra ligure a dare il via a questo secondo tempo. Vediamo Murilo nel cerchio di centrocampo, pronto a toccare il primo pallone della ripresa. Si attende solamente il fischio del direttore di gara che arriva in questo istante. Si ricomincia, Da Silva sulla destra. Pallone per Boaventura, Ricci, Da Silva. Ricci, uno dei migliori della CDM nel primo tempo. Adesso Murilo, l'ex dell'incontro. Murilo contro Avellino, poi Boaventura, Da Silva a vuoto, Biscossi, Da Silva in mezzo, Ricardinho salva poi Sarmiento. Ha rischiato la Roma, un po' disattenta in questa prima azione. Adesso prova a ripartire Cutrupi che si allunga il pallone, campo finito, rimessa laterale per i ragazzi di Hugo De Jesus. Boaventura, Ricci, Da Silva. Murilo sulla destra, Boaventura a sinistra, fermato da Ricardinho, deve uscire Politano che difende la rimessa laterale. Ha rischiato Boaventura. Da un suo errore è nato il vantaggio della Roma, siglato da Michel sull'assist di Fortino, poi il raddoppio di Biscossi. Adesso Politano, Murilo, l'errore, Cutrupi capisce, recupera, Biscossi cerca il cucchiaio, Politano dice di no, evitando il 3-0 dei giallorossi che qui hanno avuto una grande chance sull'intuizione di Cutrupi che ha recuperato il pallone. Anche in questo caso molto altruista il 10 che ha cercato Biscossi, poi la parata di Politano, conclusione ancora Politano, semplice la presa, poi la ripartenza di Da Silva, Ricardinho lo ferma, Cutrupi anche lui in scivolata, si prende il pallone in mezzo a tre, cerca la magia, Cutrupi va via in qualche modo, Cutrupi! Super giocata del 10, Politano in calcio d'angolo. Rivediamo la parte finale dell'azione con il mancino di Cutrupi, risposta a mano aperta del 95. Roma ancora vicina al 3-0. Avellino scucchiaia, Biscossi controlla, Biscossi aggredito, si gira Avellino di prima, gran tocco Biscossi, voleva farlo bellissimo ma non ha trovato la porta. Si diverte la Roma che mostra anche la sua qualità tecnica. Ricci, Boaventura, Ricci di prima, Murilo. Boaventura supera il centrocampo, Boaventura sulla sinistra, in mezzo per Murilo. Boaventura di prima, Da Silva, Ricci, pallone complicato per lui. Allora ripartenza Roma con Cutrupi, chiuso da Silva che poi va da Ricci, Boaventura di prima, Murilo, Da Silva. Prova a ripartire Ricardinho, recupera Ricardinho, Avellino. Per Cutrupi la scivolata di Ricci che mette in fallo laterale. Cutrupi per Ricardinho, suolata Cutrupi, poi a sinistra Biscossi. Cutrupi, lancio lungo, Politano con i pugni, pallone buono per Ricci che però si addormenta. Allora Cutrupi, Biscossi, giocata, Biscossi, conclusione, sbatte sul muro difensivo della CDM. La Roma però insiste con Di Eugenio. Ricardinho, Biscossi, cambio di lato, testa di Cutrupi, chiusura di Murilo che anticipa Ricardinho, poi spazza via. Ha già recuperato la Roma con Biscossi che poi lascia il campo dentro Isgro. Sarmiento per Di Eugenio, Ricardinho, contro un movimento di Isgro che riceve sulla sinistra, si accentra Isgro, Cutrupi sulla destra, profondità, Ricardinho all'indietro per Di Eugenio. Isgro
Ricardinho un po' isolato, vuole puntare, salta Murillo, poi Da Silva esce vincitore con il pallone. Da Silva lotta contro tutti, ancora il numero 11, bravissimo in questo caso a ripulire un pallone complicato. Da Silva adesso finta il mancino, ancora Da Silva fermato da Di Eugenio e poi Ricardinho. Il fischio, il direttore di gara a premiare la Roma. Primo fallo del secondo tempo, calcio di punizione per la squadra avanti nel punteggio. 2-0 qui alla Dispoli in questa 13ª giornata, con la Roma che vuole il quinto risultato utile di fila dopo 3 vittorie e un pareggio. Le 3 vittorie di fila con Active, Sala Consilina e Capurso, poi il 2-2 del Pala Cesaroni in diretta su Sky. Fortino, Di Eugenio, Isgro in posizione di ultimo uomo, si allarga sulla sinistra e adesso può puntare ma preferisce il passaggio comodo sulla destra per Cutruneo, profondità verso Fortino. Fortino con calma, Isgro, cambio di passo, Isgro destro, pallone fuori. Ci sta provando Isgro che vuole il quarto centro in questo campionato. Rimessa dal fondo, Politano con le mani per Guga, Butabuzzi, Da Silva, Baklanov, Da Silva sfrutta il blocco e avanza. Da Silva per Guga, Guga, deviazione di Cutruneo, calcio d'angolo per la CDM che vuole restare aggrappata a questa partita per evitare il quinto KO di fila. Appena 6 punti per la squadra di De Jesus. Da Silva, Da Silva in avanti, chiusura di Cutruneo che poi riparte fermato. Da Silva, Butabuzzi, Da Silva, giocata, Da Silva, Guga, Da Silva non trova l'impatto con il pallone, ma sta facendo vedere cose interessanti il numero 11, autore di 3 gol come Ricci, meglio di loro solo Ortisi, oggi squalificato. 8 gol per il capitano, assente come Maltauro. Isgro, Di Eugenio, Isgro, punta, finte, Isgro, ancora lui, tocca all'indietro Di Eugenio, Cutruneo, Isgro, pallone complicato, intervento duro di Butabuzzi che si prende anche il giallo, il primo del match al 6° del secondo tempo. Secondo fallo con cartellino giallo annesso per il 10 di Hugo De Jesus. Cutruneo per Di Eugenio, Isgro, il blocco di Fortino, allora Isgro passa, Isgro, ancora il 7, Di Eugenio, Cutruneo per Fortino che poi perde il pallone, lo recupera Fortino, sempre Roma. Cutruneo in avanti per Isgro, alla fine Guga, Baklanov, salta Fortino, poi Butabuzzi ammonito pochi secondi fa. Butabuzzi, Guga, rischia Guga, raddoppiato, ultimo tocco di un giocatore della Roma e allora rimessa laterale per la CDM a 14 minuti dal termine del match. Guga sulla destra, punta Isgro che usa il fisico, usa la sua velocità e si prende il fallo laterale. Sarmiento si è allargato, riceve, avanza il numero 1. Sarmiento supera il centrocampo, gioca con Isgro e poi recupera la posizione tra i pali. Cutruneo pressato, malinteso con i compagni,
rimessa laterale per la CDM. Butabuzzi, Guga, Ugas, Fortino recupera, Fortino per Isgro, Isgro giocata, Isgro, Fortino carica il mancino, piazza la sfera ma non trova la porta. Chance Roma. Politano per Butabuzzi, Ugas, Baklanov, Ugas, pallone regalato a Isgro, Isgro per Fortino, tutto facile per Robocop, sesto gol in campionato, 3-0 Roma. Il sigillo del capitano, la Roma prova a scappare via. Rivediamo Isgro per Fortino che con il suo mancino non può fallire l'appuntamento con il gol. Triplo vantaggio per i giallorossi che provano a migliorare anche le statistiche legate ai gol realizzati. Roma che ha iniziato questo match con il terzo peggior attacco. Adesso l'azione di Guga, il tocco di Sarmiento in calcio d'angolo. Guga per Ugas che colpisce male, sarà rimessa dal fondo. Dicevamo che la Roma ha iniziato questo match con il terzo peggior attacco, 25 gol, adesso è salita a 28. Peggio dei giallorossi la CDM con 21 centri e il Pomezia con 22 gol. Cutrupi, Avellino, Ricardinho, Roma padrona del campo in questa fase. Ricardinho, Michel, qualità, Michel per Cutrupi, Cutrupi poteva anche calciare, ha esagerato cercando probabilmente un tunnel, si è preso il fallo laterale. Sembra spenta la CDM in questo momento e allora la Roma continua. C'è qualcosa che non va sulla panchina della CDM, vuole vederci chiaro Martina Piccolo. E allora gioco che può riprendere Avellino per Ricardinho, deviazione di Guga, ancora Roma ad attaccare a 12 minuti circa dal termine del match. Avellino in mezzo forte, chiude la CDM che riparte, Guga, poi Ugas, Butabuzzi, Guga, Butabuzzi, tocco di ritorno, triangolo che si chiude, Guga, Baklanov sulla sinistra, punta fermato da Cutrupi, poi Avellino, ripartenza Roma, Avellino con calma, con esperienza, con saggezza, Michel, freschezza invece in questo caso, il giovane talentino spagnolo per Cutrupi, poi Ricardinho che prova a danzare sul pallone, di nuovo Michel, Michel per Avellino, Cutrupi, duello tra 10 con Butabuzzi, Cutrupi, Avellino, giocata di Avellino che elude l'intervento di Ugas, si prende il calcio di punizione, l'applauso del pubblico, l'esperienza infinita di Lucio Avellino. Terzo fallo della CDM, a quota 0 la Roma. Stesso punteggio invertito per quanto riguarda il risultato, con i giallorossi avanti grazie ai gol di Michel, Biscossi e Fortino. Sarmiento, la porta il numero 1 nel cerchio di centrocampo, trascorsi 4 secondi, accetta la decisione l'estremo difensore, cenno d'intesa con il direttore di gara, calcio di punizione per la CDM a 11 minuti e 11 secondi di un
di una partita, di un match che vede la Roma ampiamente in controllo. Boaventura per questa punizione. Da Silva prova sulla destra, adesso Boaventura fermato da Michel, rimessa per i liguri. Da Silva, Boaventura, Murillo, Ricci centralmente nel traffico, se la cava egregiamente. Adesso Da Silva calcia, Sarmiento in due tempi la tiene. Cutrupi, Avellino di prima, Ricardinho anche lui di prima, recupera la CDM, Murillo non controlla, Ricardinho lo brucia, poi rimessa laterale per la squadra ospite con Murillo, ex del match. Murillo per Boaventura, pallone recuperato da Biscossi, Murillo in scivolata, Ricci poi non riesce a ripartire, rimessa laterale per la Roma quando siamo vicinissimi alla metà del secondo tempo, all'ultimo quarto di gara, con la Roma avanti nettamente nel punteggio. Cutruneo, Biscossi, Fortino, poi Biscossi, Murillo salva e mette in calcio d'angolo, si lamenta con i compagni, occasione Roma. Biscossi ha tentato, adesso calcio d'angolo che verrà battuto da Isgro. Pronto il 7, Fortino al volo, bellissima la coordinazione, palla alta di poco, applaude il pubblico. Fortino è sempre uno spettacolo quando carica il suo mancino. Sarebbe stato un gol favoloso per il numero 20, campione senza tempo, Robocop Fortino, lui che è un po' come il vino, più invecchia più migliora. Adesso Ricci col doppio passo, Ricci cerca la porta, si prende il calcio d'angolo. Rivediamo il doppio passo su Cutruneo, poi il mancino deviato in corner. Murillo, Boaventura, Murillo non trova la porta, il numero 8. È già ripartita la Roma quando siamo entrati nell'ultimo quarto di gara. Cutruneo, Boaventura anticipa Fortino, Boaventura riparte, Da Silva prepara il mancino, lo prova! Sarmiento si esalta e dice di no. Rivediamo il mancino di Da Silva a esaltare i riflessi di Sarmiento. Adesso il tocco con la mano di Fortino. Primo fallo del secondo tempo per quanto riguarda la Roma. A quota 3 invece la CDM Futsal, che adesso ha una buona punizione per provare a rientrare in partita, a dare un senso a questo finale. Boaventura e Ricci sul punto di battuta, sistema la barriera Sarmiento che fa scalare a protezione del palo di Eugenio. Cutrupi e Fortino restano in barriera, si allontana Ricci, Boaventura per Murillo, tocco pigro, Avellino ha capito, battuta malissimo questa punizione, ma insiste la CDM con Ricci, murato anche lui, ancora CDM con Murillo, Boaventura, Da Silva, tocca di Eugenio, ancora Da Silva, Boaventura, raddoppiato, Fortino, poi Da Silva,
Ricci lascia passare, velo per Murillo che però non aveva seguito l'azione, allora possesso Roma. Sarmiento con il lancio lungo, la testa di Boaventura, pallone buono per Murillo che trova Ricci davanti a Sarmiento, a terra il 44, calcio di punizione con annesso cartellino giallo per Cutruneo. Si è fatta sorprendere qui la Roma, secondo giallo del match, il primo per la Roma. Rivediamo l'intervento di Cutruneo che stende Ricci e allora giallo e calcio di punizione per la CDM, secondo fallo della Roma che qui ha rischiato. Sarmiento aveva messo una pezza come al solito, ma è arrivato il fischio, il direttore di gara a segnalare la scorrettezza di Cutruneo. Calcio di punizione molto interessante da posizione centrale. Boaventura è già pronto. Boaventura con il destro, Boaventura, il pallone passa e poi Murillo con la porta vuota realizza il gol del -2. La rete dell'ex Murillo prova a dare un senso a questo finale di gara. Rivediamo gol semplicissimo per il numero 8, il terzo in campionato. Ci crede la CDM. L'importanza delle palle inattive, aveva sprecato completamente quella precedente la CDM, che questa volta invece ha badato al sodo. Conclusione di Boaventura e poi tocco comodo di Murillo che ha accorciato le distanze. Attenzione, Biscossi colpisce Fortino che poi calcia trovando la risposta di Politano. Qui Fortino ha fatto il portiere salvando la CDM dal possibile 4-1. Calcio d'angolo per la Roma che ha avuto subito una grande chance per riportarsi sul +3. Isgro in mezzo, pallone allontanato da Silva. Da Silva va via, Da Silva davanti a Sarmiento, pallone per Boaventura! Clamoroso 1-2 della CDM che si porta sul -1, 2-3 a 8 e 19 dalla fine. C'è ancora una partita qui alla Dispoli. Partita che ha cambiato completamente faccia nel giro di pochi secondi. 2 gol della CDM che adesso recupera con Ricci, poi Murillo fermato da Biscossi, Da Silva, Ricci davanti a Sarmiento, pallone in mezzo per Murillo. 3-3. Incredibile quello che è successo, doppietta di Murillo che pulisce ancora la sua ex squadra, ma soprattutto ristabilisce la parità. Una furia Fabrizio Reali. Roma sotto shock, che reazione della CDM. Tutto da rifare per i giallorossi che sembravano in totale controllo e invece hanno riaperto un match che sembrava di Da Silva che poi tocca male, rimessa laterale comunque per la CDM. Che partita al Palasorbo di Ladispoli. La CDM ha avuto il merito di crederci, approfittando ovviamente anche di una Roma quantomeno distratta, per usare un eufemismo. Da Silva
punta Ceccarelli, Da Silva lo salta, giocata Da Silva per Baklanov, circondato, chiuso, poi Sarmiento, Ceccarelli, Avellino, Fortino, aggredito, ricomincia da Avellino, Avellino avanza, Fortino, Avellino, Cutrupi, Avellino, Ceccarelli, Avellino, Fortino, recupera la CDM, fermata dal fischio il direttore di gara che segnala una scorrettezza su Fortino. Quarto fallo della formazione ligure. Attenzione anche ai falli commessi perché manca ancora tanto. Il cronometrista mostra la situazione: 4 falli CDM, 2 Roma, 3-3 il punteggio. Avellino con il destro cerca la porta, trova il corpo di Ricci, rimessa laterale per la Roma che vuole provare a riportarsi avanti nel punteggio dopo aver subito una rimonta incredibile. Ceccarelli colpisce malissimo, il pallone però è buono per Cutrupi. Avellino, Fortino, spalla alla porta, Fortino, Avellino. In avanti Ceccarelli, anche lui spalle alla porta, ricomincia da dietro, Avellino imposta lui, Fortino sulla destra, Fortino torna ad Avellino, malinteso tra i due, allora ripartenza CDM, Baklanov però preferisce ragionare, Boaventura, Da Silva scivola e perde il pallone, Avellino, Sarmiento con i piedi, chiamato a salire il numero 1 che supera il centrocampo, Sarmiento con calma, Avellino, Fortino anticipato da Boaventura, rimessa laterale per la CDM. Arriva un giallo sulla panchina della CDM. Da Silva, Boaventura, Ricci, Da Silva, ancora Ricci, passa, salta Fortino, Ricci tutto da solo, Ricci, giocata, Ricci fino in fondo, Avellino in calcio d'angolo a fermare uno scatenato imprendibile, immarcabile Ricci. Fischia il direttore di gara, nulla di grave tra Avellino e Baklanov, calcio d'angolo con Da Silva che va in mezzo, Sarmiento, poi il pallone buono per Ricci, ha rischiato la Roma, Sarmiento lungo, Cutrupi cerca una giocata impossibile, rimessa dal fondo per Politano che andrà con le mani. Da Silva, Da Silva perde il pallone, Ceccarelli, l'uscita di Politano, porta vuota, Avellino cerca il pallonetto, non lo trova, pallone fuori. Boaventura, Baklanov, rimessa dal fondo. Cutrupi, 5 minuti al termine di una partita che si è riaccesa. Ricardinho, Avellino, Isgro, giocata, calcio di punizione, cartellino giallo per Baklanov, ma soprattutto quinto fallo della CDM che adesso deve fare molta attenzione. Secondo giallo per la squadra ligure, il terzo della partita.
A quota 5 falli la squadra di Hugo De Jesus. Solamente 2 le scorrettezze della Roma in questo secondo tempo. Provano i giallorossi, Cutrupi, controllo complicato ma efficace. Isgro punta Murilo, se ne va Isgro, Murilo sul pallone con la sua esperienza. Grande recupero di Murilo che sembrava tagliato fuori, invece ha rimontato Antonino Isgro. Adesso è Cutrupi a puntare dall'altra parte sulla destra. Cutrupi, Isgro contro Baklanov, ammonito pochi istanti fa. Isgro va via, Isgro in mezzo sull'esterno della rete, rimessa dal fondo, battuta da Politano. Ricci, Boaventura di prima, Murilo fermato, Avellino recupera, Isgro, Avellino in mezzo, Politano respinge, Isgro per Ricardinho, ancora Politano a salvare la CDM. Esulta il numero 95, doppio intervento, lo rivediamo, ci ha messo la faccia letteralmente di testa la seconda parata su Ricardinho che già pregustava il gol. Si resta invece sul 3-3 a 3:54 dal termine di un match in bilico. Isgro, Avellino si fa vedere con il destro deviato in calcio d'angolo da Murilo. Avellino per questo calcio d'angolo, 3:51 al termine. Avellino in mezzo, Ricci in fallo laterale, sempre Avellino a chiamare lo schema. Ricordiamo che la CDM è a quota 5 falli. Avellino si fa vedere, Isgro riceve, Isgro, Avellino, Cutrupi sulla sinistra, Cutrupi, Avellino recupera la CDM, Baklanov con il mancino, pallone fuori. Avellino, malinteso con Cutrupi, rimessa laterale, prima il time out chiesto da Hugo De Jesus. Gioco che riprende, possesso CDM Ricci. Raddoppiato, fermato Fortino, allora Fortino calcia, si prende il fallo laterale e poi dice calma ragazzi. La vuole battere Avellino che chiama lo schema numero 3. Avellino, vediamo, pallone per Isgro che colpisce Cutruneo in una situazione già vista. Isgro ha colpito in pieno Cutruneo, altra chance per la Roma. 190 secondi alla fine, tutto aperto tra Roma e CDM. Ricci, salta Cutruneo, ancora Ricci, frenata e tocco per Boaventura.
lancio verso Murillo, testa di Isgro, pallone buono per Cutruneo che va da Avellino, anticipato da Boaventura che poi aiuta l'avversario a rialzarsi. Sportività sul rettangolo di gioco. Isgro, Avellino, tocca Baklanov che mette in fallo laterale. 2:49 al termine, 3-3 il punteggio, con la Roma che era avanti 3-0 e poi nel giro di pochissimo si è fatta rimontare. Adesso Cutruneo, murato in fallo laterale. Isgro sulla sinistra, l'1 contro 1, esagera il 7 che poi ha un gesto di stizza, rimessa laterale per la CDM Futsal. 2:35 alla fine. Baklanov fermato da Avellino, ancora Baklanov con il fallo, ed è un fallo pesantissimo perché vuol dire tiro libero. Ingenuità di Baklanov che concede un'occasione enorme alla Roma. E allora Avellino che si è preso il fallo, si è preso il tiro libero, si prende il pallone, si prende la responsabilità e prova a riportare avanti la Roma. Avellino contro Politano, questo il duello, questa la sfida, momento chiave del match, con la Roma che stava preparando il portiere di movimento. Vediamo se adesso cambiano i piani. Avellino con il destro, Avellino, è una sentenza, la Roma torna avanti 4-3 a 2:27 dal termine del match. Esecuzione perfetta di Lucio Avellino e allora CDM costretta a inseguire, portiere di movimento per i liguri. Da Silva, power play schierato immediatamente da Ugo De Jesus. Da Silva per Guga, Sarmiento, poi Boaventura, Baklanov, Boaventura, Da Silva. 2 minuti al termine, Guga, Suolata, Baklanov, Guga, Boaventura, Guga, Boaventura, Da Silva, Murillo, Boaventura, Guga, Baklanov in mezzo, Sarmiento blocca, porta vuota, Sarmiento va con le mani a cercare Cutrupi, il pallone passa e si spegne sul fondo. Guga lo rimette in gioco servendo Da Silva, Boaventura, Baklanov ha un po' di campo, ragiona con calma. Boaventura, Da Silva, 80 secondi alla fine. Boaventura, Da Silva, Boaventura, Da Silva, Baklanov, Boaventura, Baklanov, Boaventura, si va a destra da Murillo, siamo entrati nell'ultimo minuto. Boaventura con il destro, sbatte sul muro giallo-rosso, rimessa laterale, 53 secondi. Tutti da vivere, finale incandescente al Palasorbo di Ladispoli, Roma avanti di un gol, CDM con il portiere di movimento. Guga, Boaventura, Murillo, Boaventura, Guga, Boaventura, Da Silva, Boaventura, Guga, Boaventura di prima, Baklanov, 30 secondi allo scadere, Murillo, Guga, fischi di paura del pubblico giallorosso, Guga, Boaventura,
Da Silva blocca Sarmiento che poi calcia con la porta vuota. Il pokerissimo della Roma, Sarmiento mette il punto esclamativo, 5-3 a 19 secondi dalla fine. Scaccia via la paura Sarmiento, che realizza il gol che chiude il match. Murillo ci prova ma non trova la porta. Sarmiento velocemente con le mani, testa di Boaventura, poi Da Silva, Baklanov ha un po' di spazio, Avellino determinante, poi Fortino, di nuovo Avellino, ma soprattutto arriva la sirena. Finisce qui con la Roma che batte 5-3 la CDM Futsal e sale dunque a quota 25 punti in classifica. Quinto risultato utile di fila per la Roma, quinta sconfitta consecutiva invece per la CDM. Si salutano le squadre in mezzo al campo, è stata una partita folle con la Roma che sembrava in totale controllo, avanti 3-0 grazie ai gol di Michele, Biscossi e Fortino, poi la rimonta della CDM con la doppietta di Murillo e il gol di Boaventura, 3-3. Poi nel finale il nuovo guizzo dei giallorossi che prima si sono riportati avanti con un tiro libero di Avellino e poi hanno chiuso i conti con il gol di Nicolas Sarmiento, 5-3 dunque al Pala Sorbo di Ladispoli. Siamo ormai giunti ai saluti, io vi lascio agli highlights di questo match scoppiettante. Un saluto e un abbraccio da Antonio Iozzo.